Benvenuti a Forni di Sopra. Di fronte a noi, e lo vedrete tra poco, lo spettacolo delle Dolomiti Friulane, Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, patrimonio UNESCO Forni di Sopra, che diventa la sesta tappa del nostro viaggio alla scoperta del venue di gara, delle location del Friuli Venezia Giulia che ospiteranno il Festival Olimpico della Gioventù Europea. Qui in particolare le gare di sci alpinismo, ma questa località è da scoprire a 360 gradi dal punto di vista sportivo e anche sportivo turistico. Lo faremo oggi con voi e con i nostri ospiti. Prima di tutto scendo in paese ad incontrare il sindaco. Sindaco, allora che opportunità è EIOF per Forni di Sopra? È una opportunità unica ed irripetibile poter ospitare nazionalità diverse a Forni per questi giochi olimpici della gioventù. Qualcosa di importante che vede tutta la comunità coinvolta, soprattutto dal punto di vista anche emozionale, emotivo. Siamo riusciti a ricostruire un grande senso di comunità che ci avvicina a questi giochi importanti. Abbiamo come specialità la risalita con gli sci d'alpinismo, che è una disciplina neofita, nuova nei giochi olimpici, importantissima, e questo dimostra che Forni di Sopra è sempre all'avanguardia anche con quelle che sono le nuove attività, le nuove tendenze del momento. Oltre lo sci da fondo di discesa, il biathlon, le camminate con le ciaspe, adesso avremo anche questo importante sport che è la risalita con gli sci d'alpinismo. Qualcosa che ci vede primi in assoluto in Italia a fare questo evento, e penso che sia un bene per tutti quanti e che sia da spunto anche per tante altre località turistiche. Abbiamo comunque sfornato adesso due campioni importanti sia nello sci fondo sia nel biathlon, che sono in nazionale A, quindi due riconoscimenti importanti. Oltre alla versatilità, nel senso che potremmo utilizzare sia gli impianti di fondovalle che gli impianti in quota, abbiamo anche la possibilità di avere una molteplicità di eventi estivi, biciclette non ultimo, il Gravity Park sulle piste utilizzate dalle mountain bike durante il periodo estivo. Noi siamo partiti con il 2019 come amministrazione con un chiaro e preciso intento, che era quello di aggregare tutti i soggetti con possessori di partita IVA, quindi dagli albergatori ai ristoratori, agli esercenti, ma anche agli stessi artigiani. Creare una rete di impresa turistica, difatti si chiama Forni di Sopra Dolomiti in tutti i sensi, che opera sul territorio ed è un braccio operativo dell'amministrazione. Questo ci permette di essere sempre attenti anche all'esigenza del turista quando è presente in loco, oltre ad avere la Pro Loco stessa, che invece è il braccio che anima la vita del paese. Quindi siamo riusciti ad avere due bracci operativi, il braccio sinistro e il braccio destro dell'amministrazione, che ci permettono di andare avanti in questo nostro mandato. Dal centro del paese ci siamo spostati un po' in quota, siamo in Sompicol, diciamo al primo troncone, mi corregga Francesco Pacila se sbaglio, della seggiovia del Varmost, proprio sulle piste da sci che caratterizzano Forni di Sopra. Si parlerà soprattutto di sci alpinismo, ma chiaramente insomma Forni di Sopra può coprire gli sport invernali da un ampio punto di vista. Partiamo dagli impianti dunque per quanto riguarda lo sci alpino. Forni di Sopra, come dicevi giustamente tu, è un comprensorio che si sviluppa anche in altezza, quindi raggiunge una delle quote più alte del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda le piste da sci. Adesso siamo al primo troncone, poi ce n'è altri due. Forni di Sopra, con le piste del Varmost, riesce a coprire l'esigenza anche degli sciatori più esperti, perché sono delle piste un po' più difficili. No, abbiamo piste più tecniche, una pista nera e le altre sono tutte piste rosse. Ci sono 13 km di piste da discesa, altrettanti chilometri di piste di sci nordico, mentre a fondovalle c'è l'area dei campi scuola Davost, dove c'è una serie di impianti e di piste adatte per i principianti, perché dai primi passi fino a un approccio un po' più avanzato allo sci c'è qualsiasi possibilità. EIOF 2023 rappresenta sicuramente una vetrina importante dal punto di vista organizzativo, insomma siete pronti? Come accogliete questa sfida? È una vetrina, come dicevi giustamente tu, unica nel suo genere. Noi ci stiamo cercando di preparare, preparando al meglio
le piste, stiamo cercando di ottimizzare l'innevamento, perché in questa stagione invernale purtroppo non è dalla nostra parte. Sicuramente uno dei principali attori assieme a noi, l'amministrazione, la rete di imprese e la società sportiva fornese. In questa fase stiamo finendo di mettere a punto un po' tutto l'iter organizzativo, che dopo si culminerà con la predisposizione delle piste per gli eventi di gara che si terranno tra il 22 e il 27 di gennaio. Insomma, volete mostrare un volto fatto di impiantistica, di aspetti naturalistici, di organizzazione, insomma, che ingredienti ci volete mettere dentro per distinguervi come polo? La passione e, diciamo, l'ottica 360 gradi che anche Forni di Sopra, come altre località carniche e montane della nostra regione, riescono a offrire. Sì, le piste, ma anche altri tipi di sport all'aria aperta, come alla fine lo sci alpinismo, piuttosto che il legame col territorio, che cercheremo di riservare qualche sorpresa anche all'interno degli EIOF. Noi, sia come impianti ma anche come località turistica in generale, chiaramente stiamo cercando di ampliare il più possibile l'apertura degli impianti e al turismo della nostra località fuori dai mesi invernali e dai 2 mesi classici d'estate, no? Quindi d'estate si può usufruire degli impianti da sci, degli impianti di risalita per le passeggiate in quota, oppure di tutta una serie di altre attività anche a fondovalle con i vari parchi giochi, l'Adventure Park. Le diverse venue di gara di EIOF 2023 ospiteranno dunque le diverse discipline sportive, qui in particolare l'abbiamo detto lo sci alpinismo, new entry per il Festival Olimpico della Gioventù Europea. Sport manager per questa disciplina in particolare è Tommaso Zanotelli, l'ha incontrato il nostro Marco Pasquariello. Per la prima volta con EIOF 2023 lo sci alpinismo approda al Festival Olimpico della Gioventù, un grande onore per la nostra regione ma anche un grande impegno. Sì, in realtà è un percorso che è iniziato già 2 anni fa attraverso la candidatura di Forni di Sopra a questo evento. È stato fatto un test event l'anno scorso, un evento di Coppa Italia che ha avuto un notevole successo. È servito per far sì che la società fornese organizzatrice dell'evento acquisisce quella capacità, insomma, e consapevolezza delle proprie possibilità che sono state confermate. Pertanto quest'anno noi entriamo in maniera molto più decisa. Le specialità che andremo a fare saranno la sprint, la mix relay, poi la gara individuale. La sprint e la mix relay saranno le 2 discipline che verranno in ambito Olimpiadi, per cui è un test molto importante per valutare anche a livello logistico spazi, tempi e modi per realizzare un format soprattutto che deve diventare televisivo, perché la nostra disciplina è legata a un qualche cosa di storico, insomma, alle gare importanti tipo Trofeo Mezzalam, dove essenzialmente sono delle gare che si svolgono in ambiente, esiste una partenza in massa, dopodiché praticamente c'è una certa difficoltà nel seguire lo sviluppo della gara, che dura anche 3 o 4 ore, mentre le gare sprint e mix relay sono molto articolate, molto tecniche, con la possibilità di vivere in diretta anche da parte del pubblico. Con lo specifico noi effettueremo appunto la prova sprint, partenza lanciata, dopodiché c'è un percorso a rombi, un tratto a piedi che viene percorso con gli sci in spalla. Naturalmente la fase di cambio dal tratto con le pelli e la tratto con gli sci in spalla è molto interessante. Si svolge la battaglia sul filo dei secondi. Uscita dal tratto a piedi, gli sci in spalla nello zaino vengono posti a terra e si percorre un altro tratto con delle Z, no? Per cui un percorso obbligato, dopodiché si tolgono le pelli, si scende, naturalmente sul percorso anche questo guidato con porte da snowboard per motivi di sicurezza, e si arriva al traguardo. Per quanto riguarda invece la mix relay, la formula è più accattivante perché c'è il lavoro di team.
Il team è misto, maschio e femmina, con partenza in sequenza. Viene fatto in linea di massima un percorso molto simile alla sprint, però il cambio della staffetta viene fatto con un touch e con le pelli, già con il cambio d'assetto già effettuato, pertanto sarà molto bello, molto interessante vedere questo passaggio molto dinamico. Last not least, perché in realtà io sono figlio un po' di quella generazione, di quella disciplina, la individual è una partenza in massa, partono i maschi che faranno gara singola, partono le femmine, faranno gara singola, questo anche in questo caso per dare la pari opportunità e anche visibilità. È un tracciato che si svolge su campo libero, la partenza sarà con pelle e piedi, tratti di bosco in ambiente, che è un po' la peculiarità della gara individual, per cui un vero approccio alla montagna. Sono previsti dei tratti a piedi, per cui anche qui diventano particolarmente scenografici se c'è anche l'attraversamento di un tratto di cresta, come stiamo valutando. Ci sono 3 salite e anche qui ci sono dei cambi di assetto. È chiaro che tutto questo, tutto quello che sta succedendo, tutto quello che succederà a Fornisopra con lo sci alpinismo e poi a Milano Cortina 2026 deve far riflettere, perché l'interesse per lo sci alpinismo vive la difficoltà di assenza di strutture. Hai fatto bene a toccare questo aspetto che a me è molto caro. Noi abbiamo circa 600 praticanti di sci alpinismo nella nostra regione, attualmente abbiamo anche una squadra regionale che è composta da 4 elementi e noi abbiamo un problema fondamentale che è proprio la mancanza di percorsi di sicurezza di sci alpinismo. È stata promulgata una legge il 28 febbraio del 2022, la legge 40, che di fatto sta un po' ordinando quello che è la gestione delle attività non solo di sci alpinismo, di sci, di snowboard e anche di risalita in montagna, dei percorsi guidati con le ciaspe. E lascia a discrezione al gestore del polo di stabilire dei percorsi in sicurezza per l'allenamento, per la risalita su pista, perché essenzialmente non abbiamo bisogno di molto. Abbiamo bisogno di un tratto protetto anche a margine della pista. Questo abbiamo visto che in altri poli, soprattutto anche nel vicino Veneto, no, dove c'è un'imprenditorialità che è anche proprietaria, insomma, di siti, che c'è uno sviluppo, anche una ricaduta sul territorio in termini di turismo. Il mio sogno sarebbe che comunque un ragazzo potesse chiamare uno sci club e dire voglio fare sci alpinismo, né più né meno come potesse approcciarlo per quanto riguarda il fondo. Devo dire che Promoturismo si è dimostrata sensibile circa questo argomento e stiamo incominciando a parlare in termini molto concreti per la realizzazione di alcuni percorsi in sicurezza. È inquadrato anche in un'ottica così un po' di risparmio energetico, insomma gli impianti restano chiusi e comunque il polo continua a vivere. Ecco, penso che questo sia il messaggio più importante. Ivan D'Andrea, responsabile tecnico per l'organizzazione delle gare di sci alpinismo che si disputeranno a Fornisopra, come vi state muovendo, come state lavorando insomma, per disporre percorsi anche in assenza di neve? Stiamo lavorando affinché la soluzione migliore si concretizzi più in tempo breve. Ecco. Purtroppo la neve quest'anno è pochissima, Promoturismo e noi con Società Sportiva Fornese, con EIOF siamo in ottima sinergia e quindi stiamo verificando la fattibilità di mantenere il progetto iniziale, che erano 3 gare sviluppate nei campetti scuola della località d'Avost, però appunto gli aggiornamenti sono ancora negativi al momento perché purtroppo il fondo di neve non è sufficiente per garantire il buon esito e quindi i vari piani B e piani C si stanno pian piano concretizzando, li stiamo valutando di spostare eventualmente tutto il palcoscenico e l'attenzione sulle piste Varnost. Io ci credo in primis perché è uno sport che pratico, che ho praticato anche come atleta e quindi ho potuto quello che ho imparato metterlo in pratica affinché questi ragazzi prendano esempio e anche l'ottica di andare a fare le gare ti permette appunto di imparare le dinamiche di organizzazione, ecco, avendo fatto gare di Coppa del Mondo, quindi
impari un po' a muoverti come i grandi si muovono. Faremo questo, ecco. Anche lo sci alpinismo in sé, che nasce come uno sport selvatico, se si può definire, è diventato anche lui uno sport come è oggi il biathlon. La gente vuole divertirsi, anche lo sci alpinismo è diventato appunto come il biathlon, uno sport da show in cui la gente vuole divertirsi, vedere questi cavalli pazzi imbizzarriti che si divertono anche loro e quindi sfrecciano avanti e indietro, ecco. Non ci saranno pericoli perché gran parte delle gare verranno disputate gran parte in pista, ecco, e quindi è uno sport molto molto scenico, ecco, e molto bello, molto bello. In questi nostri appuntamenti, in attesa di EIOF 2023, state scoprendo quanto sia importante il ruolo delle singole società sportive delle varie località di gara nell'organizzazione, nell'allestimento di tutto ciò che serve per rendere perfetta appunto l'organizzazione di EIOF. Ruolo primario, in questo caso Forni di Sopra, è ricoperto dalla locale società sportiva fornese. Il presidente è Stefano Lari, ce l'abbiamo incontrato. Noi siamo una società ormai attiva, quest'anno sarà il 76esimo anno, abbiamo festeggiato 75 nel 2022, è una società che al momento attuale ha 280 associati e 177 tesserati fisi. Siamo attivi in diverse discipline per quanto riguarda le attività invernali, dallo sci alpino, sci nordico, biathlon, sci alpinismo, e anche siamo gestori di una pista da fondo. Comunque insomma, questi sono i numeri attuali della nostra società. Noi già per quanto riguarda l'attività dei giovani partiamo proprio nella scuola materna e gli facciamo fare attività nelle due discipline, sci alpino e sci nordico, questo fino alla prima elementare, in modo che i bimbi possano provare più discipline, avere più esperienze e dopo decidere su quale disciplina proseguire, insomma, sperando di continuare ad andare avanti. Chiaramente questo lavoro viene fatto con il supporto e la collaborazione con diversi allenatori che negli anni la società è anche riuscita a costruire in casa sua. Abbiamo diversi allenatori giovani che progressivamente sono arrivati a questo ruolo grazie sempre al lavoro all'interno della società. Non solo un lavoro dal punto di vista strettamente sportivo, ma anche organizzativo, e poi un lavoro non solo sugli sport invernali ma nel corso di tutto l'anno. Sì, anche questo. Noi durante la stagione estiva organizziamo due manifestazioni principali. Una è la Ciaminada, che è una manifestazione alla 47esima edizione nel 2022, che si svolge il giorno di Ferragosto a Forni di Sopra, ed è una gara assolutamente, insomma, non è una gara, è un'attività ludico-motoria, una festa, diciamo. Sempre per il mese di agosto organizziamo anche il Trail delle Dolomiti, che è arrivato ormai, quest'anno sarà la 18esima edizione, ed è una manifestazione di corsa in montagna, 21 km di corsa in montagna con 1700 metri di dislivello. È una manifestazione che vogliamo assolutamente rilanciare perché il percorso si chiama il Troid Ice Clops, ed è una zona all'interno delle Dolomiti friulane veramente spettacolare che vogliamo assolutamente far conoscere a più gente possibile. Chiaramente è un percorso impegnativo, però diciamo che merita assolutamente andare a visitare queste zone. Anche altre gare organizzate nell'ambito delle discipline invernali, insomma siete attivi anche da questo punto di vista? Certamente, organizziamo le gare per quanto riguarda sia l'alpino, il nordico e anche per quanto riguarda lo sci alpinismo. L'anno scorso abbiamo organizzato per la prima volta la Coppa Italia Giovani, è stata una bellissima esperienza e anche una manifestazione veramente spettacolare, perché magari chi non l'ha visto bisogna provare a vederlo, ecco, è molto bello. Forti di questa esperienza anche la vostra capacità organizzativa, che ruolo avrete in EIOF e che cosa rappresenta per voi e per lo sci alpinismo in particolare? Allora, noi siamo stati coinvolti dal comitato organizzatore per quanto riguarda le discipline dello sci alpinismo. Abbiamo fatto, come dicevo l'anno scorso, questa testa anche per quanto riguarda la Coppa Italia Giovani, perché è una disciplina che è diventata olimpica e rispetto alla quale noi speriamo anche di poter dare una continuità nel tempo poi a questa disciplina per farla crescere in maniera adeguata attraverso anche i nostri giovani possibilmente, e quindi la collaborazione ci coinvolge per cercare di realizzare al meglio questo evento. Ovviamente è un'occasione molto importante per il comune ma anche per la società. Partecipare a questa organizzazione
un evento internazionale di questa portata e speriamo che tutto giri al meglio. Insomma, ovviamente abbiamo la collaborazione di tanti volontari che sono a disposizione come sempre in tutte le manifestazioni che facciamo e che naturalmente sono fondamentali nella organizzazione di tutti gli eventi che vengono organizzati a Forni di Sopra. La vetrina del Festival Olimpico della Gioventù Europea permetterà di valorizzare le diverse venue di gara. Tra i diversi aspetti importanti da sottolineare sicuramente c'è anche questo. Forni di Sopra si presenta con lo sci alpinismo, con una vocazione turistico-sportiva a tutto tondo. Maurizio Ferigo è il presidente della rete di impresa Dolomiti in tutti i sensi. Anzitutto le chiedo chi raggruppa e che cosa rappresenta questa rete. Raggruppa tutte le strutture ricettive, le strutture ristorative, nonché guide alpine, guide naturalistiche, attività di servizi quali le guide alpine, le guide naturalistiche, quindi abbraccia tutto quello che è il contesto turistico della località. Noi sicuramente come località invernale puntiamo a un turismo stanziale, quindi noi vogliamo che il turista rimanga a Forni e che viva tutte le opportunità che Forni di Sopra offre. Quindi al di là dello sci, che sia il nordico che l'alpino che fa la parte del leone, abbiamo diverse attività quale il pattinaggio, quale diciamo le escursioni con le ciaspe, le guide alpine che ti portano per fare lo sci alpinismo o l'arrampicata su roccia, i maestri di sci che ti portano a fare le fiaccolate durante la sera, il palaghiaccio, quindi attività che completano la giornata. Attorno a tutte queste attività c'è un paese che vive, quindi una località in fermento, e poi come diceva lei siamo nelle Dolomiti, quindi le Dolomiti è un biglietto da visita unico al mondo, che descrive l'ambiente nella sua completezza. Anche dal punto di vista della ricettività, pronti per ospitare i ragazzi che qui appunto andranno a disputarsi le gare di sci alpinismo? Sicuramente tutto pronto, siamo in pieno fermento per ospitare questi ragazzi e dare il meglio di noi stessi. Ospitalità, gastronomia, questo non solo per l'inverno ma su tutto l'anno, anche con tanti appuntamenti. E noi partiamo a metà giugno per arrivare quasi a tutto settembre. Noi allunghiamo sui 3 mesi e mezzo la stagione estiva. L'ambiente la fa la parte del leone sicuramente, e non secondo è la parte sportiva dedicata ai vari sport estivi, quindi partiamo dal nuoto, passiamo all'attività all'interno del centro sportivo, quindi il basket, il pallavolo, tutte queste attività che ci permettono di ospitare squadre in ritiro ed allungare la stagione. Poi il trekking, l'aspetto naturalistico di questa località è unico. La gente ha bisogno di dimenticare, ha voglia di dimenticare e soprattutto di passare alcune giornate in un ambiente integro, un ambiente ospitale che li accoglie e li coccola. Siamo in compagnia di Gianni Corradazzi, che è il direttore della scuola di sci di Forni di Sopra, per chiedere appunto di questa realtà e dell'attività che porta avanti. La nostra scuola ha la prerogativa proprio di dare servizio su tutti i tipi di discipline che si praticano sulla neve, quindi partiamo sia dallo sci alpinismo, abbiamo all'interno nostro un maestro di sci che è anche guida alpina e che quindi propone le escursioni sulla neve e tutto. Abbiamo maestri dello sci di fondo, quindi per le attività che si fanno sulla nostra pista, che è sulla pista Val Tagliamento. C'è maestro di snowboard e ci sono chiaramente i miei maestri di sci alpino. In valle proprio abbiamo le piste più facili, che per chi inizia sono proprio l'ideale. Poi invece quando ci troviamo di fronte a sciatori più esperti abbiamo le piste del Varmos, che sono le più lunghe anche della regione, si parte da 2100, si arriva a 900 metri di altitudine, con un grado di difficoltà chiaramente maggiore rispetto alle piste di fondovalle, che però si prestano molto per l'attività dell'insegnamento. Un'altra piccola prerogativa della nostra scuola è quella che ci stiamo ormai rinnovando da diversi anni, e l'età media penso
penso che sia proprio la più bassa, dei miei maestri sia la più bassa in regione sicuramente. Quanti maestri avete e sono tutti del posto più o meno? Sì, più o meno sono tutti del posto. Abbiamo una ventina di maestri soci della scuola, più una decina che si aggiungono nei periodi, diciamo, di maggior afflusso dei clienti, quindi a Natale, Carnevale e weekend. È un bel segnale, insomma, questo del fatto di avere anche dei maestri giovani, anche perché diventa una possibilità, uno sbocco in più per chi abita qua e attraverso la vocazione sportivo-turistica della località può appunto rimanere sul territorio. Assolutamente, guarda, questo, diciamo che anche la scuola di sci in questi ultimi anni è diventata anche una forza motrice un po' della località, proprio per questo motivo. Piccola parentesi sullo sci da fondo, diceva prima la pista a tagliamento. Abbiamo organizzato anche campionati italiani, abbiamo organizzato gare di un certo livello, anche internazionali, quindi si presta anche a questo tipo di attività. Ma la piana proprio dove c'è il campo scuola anche della pista di fondo è l'ideale per chi inizia. Che ruolo avrete in EIOF? Come la state attendendo? Come sta attendendo Forni e anche la sua scuola sci, la vostra scuola sci, questa manifestazione internazionale? Ma siamo in attesa appunto di questa manifestazione in maniera molto positiva. Qui ci sarà lo sci alpinismo. I miei maestri e tutti noi siamo pronti sempre a collaborare per la riuscita della manifestazione. Grazie allora per essere stati con noi, per essere venuti con noi a Forni di Sopra. Vi lasciamo da dove abbiamo cominciato, dalle piste del Varmost, dalla splendida vista sulle Dolomiti Friulane, e ci diamo appuntamento con le ultime 3 tappe del nostro viaggio per la prossima settimana. Un bacione, arrivederci.